Sem all'Està de San Martin, o meglio, in quelle San Martin, e secondo la tradizione i giorni di bel tempo attorno alla data di oggi si dice l'estate di San Martin, cioè l'estate di San Martino. Questo è un modo di dire, anzi una ricorrenza non soltanto di Milano, del milanese o della Brianza, ma praticamente diffusa ovunque nell'Occidente cristiano, perché sappiamo che secondo la tradizione San Martino prima di diventare santo, prima di diventare vescovo, era un soldato romano il quale tagliò a metà il suo mantello per darlo a un povero, a un mendicante che aveva freddo, e ricorrendo la sua festa proprio in questo periodo, che è già un periodo freddo, quantomeno siamo ad autunno inoltrato, appunto quando ci sono delle giornate belle si ritiene che sia questo momento di sole, di tepore, donato dal Signore in ringraziamento a Martino perché fece questo gesto di carità verso un povero. Infatti anche il Cherubini, che riporta questo modo di dire, estate di San Martin, state di San Martino o state di novembre, in altri termini. Qui lui dice i 10 giorni che susseguono alla festa di San Martino, durante i quali le più volte suol essere bel tempo. Certo non è una cosa matematica, lo sappiamo, poi in realtà il Cherubini parla dei 10 giorni successivi. Noi in genere intendiamo estate di San Martino, appunto questo periodo ai primi di novembre, in cui si verificano dei giorni belli. Per esempio in che l'erano proprio tan belle, faceva un bel freschino, stava una pioggiata adesso, ma il suo era ieri la 3, i 2 giorni precedenti sono stati molto più tiepidi e anzi gradevoli. Il Cherubini dice anche che per i tedeschi è quella che è cosiddetta Nachtsommer, cioè l'estate avanzata, e i francesi la chiamano Été de Saint-Denis, cioè estate di San Dionigi. Sappiamo che Dionigi è il patrono di Parigi, per i francesi è un santo importante, e che si festeggia il 9 di ottobre, quindi sempre in autunno, però un mese prima. Ottobre è già più facile che presenti delle giornate ancora abbastanza caldine, ecco, mentre novembre è più raro. Ora con il cosiddetto cambio climatico, il cambio delle stagioni, effettivamente non abbiamo più quelle scadenze così ritmate di una volta, per cui una volta novembre era il mese della nebbia, della scighera, se era un mese alla nebbia quasi tutto il santo dì. Invece troviamo ancora delle giornate abbastanza gradevoli, però diciamo che chiaramente non si può dire che siamo in estate. San Martino ce l'ha ottenuta. Su San Martino potremmo stare qua veramente a dire tantissime cose, perché è un santo molto conosciuto, molto venerato, tante parrocchie sono a lui dedicate, ci sono altri modi di dire dedicati a lui. In questo primo anno che stiamo dedicando a proverbi, a modi di dire di Milano e della Brianza, per in cui se fermum all'estate di San Martin, gli sarà di altri momenti per parlare di stu sant, sul da, per Monac, per Vescof, importantissimo appunto, ricordato per questa cosa. Intanto se che amo un quei di con un po' di caldinet, gudemes sta estate di San Martin, e se dopo farà frecce se ne fa, se quattro un giorno, d'altra parte ogni stagione ha il suo tempo e ci appellerà come la vegna. Alla prossima, ciao Aurelies!